I militari della motovedetta della compagnia carabinieri di Chioggia hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato un 43enne chioggiotto. L'uomo, all'esito di indagini condotte tramite il sistema di videosorveglianza della chiesa di San Martino, è stato identificato quale autore del furto di alcune offerte in denaro avvenuto lo scorso 2 gennaio. In particolare, dai filmati è emerso chiaramente come il 43enne, dopo essere entrato nel luogo di culto e lasciato aperto ai visitatori e approfittando di un momento in cui non vi era alcun'altra persona all'interno, avesse aperto il cassettino delle offerte di un portacandele posizionato al lato dell'altare, rompendone il lucchetto di chiusura e asportando poi le donazioni contenute per un ammontare stimato di circa 150 euro. L'uomo era noto al parroco poiché è membro di una famiglia assistita dalla parrocchia proprio a causa delle difficili condizioni economiche in cui versa. Attorno alle ore 17 di ieri pomeriggio, uno scontro frontale ha coinvolto 2 vetture, un Alfa Romeo e una Renault, lungo la strada che da Cavarzere conduce ad Adria. L'incidente è avvenuto per la distrazione di uno dei 2 conducenti che ha invaso la corsia dove viaggiava l'altro mezzo, in una strada stretta dove vige il divieto di sorpasso. Entrambe le auto sono finite fuori strada, la Renault si è ribaltata, l'Alfa è rimasta ammaccata nella parte anteriore. In loco i vigili del fuoco di Cavarzere che hanno rimosso i rottami dalla carreggiata. A bordo dei veicoli 3 giovani, tutti fra i 25 e i 30 anni, un ragazzo di Piove di Sacco, uno di Taglio di Po e una moldava. I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale di Chioggia, 2 sono stati dimessi quasi subito e un terzo è rimasto in osservazione, ma non è grave. Spavento e fortuna sono gli altri ingredienti di un evento che su quella strada capita purtroppo spesso. L'impianto di motopompe che vedete dalle immagini sono stati, uno di questi è nei pressi appunto del Bar Schila a Sottomarina, ma ce ne sono altri verso la Mosella e altri ancora in pratica, sono stati installati ancora nel lontano 2013 nell'ambito dell'accordo di programma tra Comune, Regione, Magistrato delle Acque, con vari consorzi di bonifica e anche Veritas, appunto per proteggere Sottomarina dalle intemperanze meteorologiche che, come sappiamo, sono sempre più forti anche in questi giorni. Gli impianti delle motopompe, in particolare queste qui installate, sono, da quel che ci riferiscono i residenti, sono stati utilizzati solamente 2 volte. Appunto per proteggere quando è arrivata tantissima acqua, come potete vedere da questa immagine. Da allora però praticamente questi impianti sono stati lasciati a se stessi, sono diventati praticamente ricettacolo di immondizie e sono assolutamente, diciamo, un punto di isolazione dove c'è chi cerca di tenere pulito e in ordine. Ma a parte, diciamo, non solo il discorso, diciamo, della pulizia, gli operatori ecologici direbbero che non gli compete, se è vero quanto ci riferiscono i residenti, che non compete a Veritas la pulizia di quegli impianti. Ma oltre al problema, diciamo, della pulizia, c'è il problema incontestabile che praticamente i disabili non riescono a passare perché appunto la rivetta è bloccata. Da tempo i residenti, i vicini, i passaggi hanno chiesto risposte, al momento non sembra che sia praticabile nessuna soluzione, però almeno venissero puliti. Oggi dalle 17:30 è stata convocata la 4ª commissione consiliare per discutere l'istituzione del nuovo servizio di autobus da affidare ad Arriva Veneto per compiere la linea tra Chioggia Sottomarina e gli ospedali Hub all'Angelo di Mestre. La richiesta di riunione è pervenuta dai consiglieri di minoranza Marco Dolfin, Beniamino Boscolo e Jonathan Montanariello. Alla sessione sono stati invitati l'assessora regionale dei trasporti Elisa De Berti, i tecnici della città metropolitana Gabbi e Barbato, il direttore di Arriva Fabio Cristiano. Domani mattina dalle ore 9 invece è stata indetta una seduta del Consiglio Comunale con 11 argomenti all'ordine del giorno, tutti promossi dalle opposizioni, dalle vasche di acquacoltura lungo la Romea alle consulenze esterne in urbanistica e lavori pubblici, dall'adeguamento al reddito familiare della quota dovuta per i servizi scolastici
alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale popolare, alla situazione del centro di accoglienza turistica. Il Consiglio Comunale dovrebbe concludersi entro le ore 17, quando in programma è l'assise della quinta commissione per parlare di SST, con la relazione di fine mandato, il piano industriale e le aspettative per il nuovo mandato dell'amministratore Emanuele Mazzaro. Con il fischio iniziale della partita tra Neugris Raica Bolzano e School Volley Perugia, oggi alle 15:30 nella palestra della scuola Merlin a Ridotto Madonna, prendono il via le finali nazionali di volley Under 14 femminile, in programma a Chioggia e a Rosolina fino a domenica mattina. La kermesse proseguirà alle 17 con l'esordio delle padrone di casa, le giovani atlete del volley Clodia femminile, opposte alle varesine del Gorla Volley Orsa Foam. Mercoledì mattina, domani, le ragazze allenate da Cristiano Pavoncelli dovranno vedersela dalle 10:30 sempre alla scuola Merlin con le altoatesine e alle 15:30 con le perugine per completare il girone A. La prima fase si concluderà appunto mercoledì sera con la premiazione delle 12 squadre che non accederanno alla seconda. In calendario al centro congressi di Piazza Europa a Rosolina. Dalle ore 21 l'arrivo delle squadre con il saluto di autorità locali e internazionali, poi la consegna alle atlete della medaglia di bronzo di La Federvolley e alle società di borse con prodotti tipici della zona. Un buon martedì mattina a tutti voi amici carissimi di Nato Azzurra. Dunque la fase depressionaria presente in questo momento nel sud Italia continua e continuerà ad essere invigorita da spunti, da impulsi diciamo instabili provenienti dal nord Europa per buona parte della settimana tra alti e bassi. Questi spunti un pochino instabili, fatti anche da aria molto fresca in quota, continueranno a rinvigorire temperature molto basse per la stagione, quindi no, assolutamente non in norma, e sarà il caso anche di oggi. Quindi una giornata che si aprirà con delle fasi molto asciutte, qualche spunto soleggiato, ma tra il pomeriggio e sera un nuovo impulso proveniente da nord-nord-est entrerà appunto in Valpadana verso occidente, portando qualche piovasco diciamo un po' qui un po' lì naturalmente. Questo sarà il caso un po' di tutte le zone diciamo a sud, a nord del Po, e naturalmente anche qualche nevicata a quote veramente basse per la stagione tra i 1000 e i 1200 metri. Quindi si attiveranno ancora dei venti di bolla un pochino più moderati e naturalmente quindi un'instabilità che continuerà per buona parte, come ho detto, della settimana. Si intravede una certa tranquillità atmosferica tra giovedì e venerdì prima di un nuovo cambiamento che vi ho spiegato ieri, ma che saremo più esaustivi nei prossimi giorni, giusto per capirsi. Quindi tutto sommato possiamo dirlo, variabilità ad oltranza con temperature ancora troppo fresche. Vi saluto, ci vediamo domani. Addio.